Più stanche che ancora spaventate, a metà mattina alla spicciolata alcune delle persone rimaste intossicate ieri sera e ricoverate a Catinara hanno fatto ritorno nello stabile di via Crispi 5. Pochi avevano voglia di raccontare un'esperienza certamente drammatica, ma che essi sembrano avere in qualche modo già metabolizzato, se così si può dire. Stavo dormendo, saranno state le 10, sentivo un rumore per le scale, i cani abbaiavano, però non riuscivo a capire cosa potesse essere. Dopodiché siamo stati, praticamente hanno fatto irruzione i vigili del fuoco dentro casa, dicendo di aprire tutto, di arieggiare, e dopodiché siamo andati giù, siamo stati messi sulle ambulanze e siamo stati portati a Catinara. Stamani i vigili del fuoco hanno effettuato perlomeno 2 sopralluoghi per controllare nuovamente tutti gli appartamenti, ma non hanno potuto accedere a 3 di essi. Gli inquilini di via Crispi 5 potranno tornare nelle proprie abitazioni, comunque non potranno utilizzare il riscaldamento per ovvie ragioni precauzionali. Sul posto stamani anche Alvise Mendella di Trieste Reception, che gestisce 2 case vacanza presenti nello stabile. Sulle prime sembrava che quanto accaduto fosse stato originato ed avesse interessato strutture simili anch'esse all'interno di via Crispi 5. Tutte le nostre case vacanze già da un anno hanno il kit necessario stabilito, insomma, previsto dalla legge, quindi sensore gas, il sensore di fumo e monossido e poi anche l'estintore. Le case vacanze, anzi, che adesso sembrano il male assoluto, su questa situazione hanno anche la possibilità di segnalare in anticipo presenze di gas e quindi permettere di intervenire o di uscire o di arieggiare. In via Crispi 5 si trova anche Ferdi, la storica gastronomia triestina, che come i vigili del fuoco hanno certificato già stamani, non è stata interessata da quanto successo ieri sera.